Il prossimo 29 settembre, domenica, lo Yacht Club Venezia, in collaborazione con la Lega Navale di Venezia, con il Diporto Velico Veneziano e con il supporto del Marina di Sant'Elena, che ospiterà la manifestazione, celebra i nonni con il trofeo del nonno. La quota di iscrizione dei partecipanti sarà devoluta alla LILT, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Si tratta di una veleggiata che rappresenta un'occasione speciale per celebrare la festa del nonno, accogliendo con entusiasmo tutte le imbarcazioni a vela, al cui timone si dovrà trovare un nonno o una nonna. La regata inizierà alle ore 11, il suo percorso si snoderà attraverso le acque lagunari di Venezia, partendo da Marina Sant'Elena, passando per Poveglia e tornando al punto di partenza. Al termine della veleggiata tutti i partecipanti sono invitati a pranzo conviviale presso il Marina Sant'Elena, dove si svolgeranno anche le premiazioni. Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 26 settembre alle ore 18 presso la segreteria dello Yacht Club Venezia. La quota di iscrizione sarà quindi devoluta in beneficenza alla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, sostenendo così una causa di grande rilevanza sociale. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.